Buonasera a tutti, mi trovo in occasione di una festa patronale in saída de Martisi a facamia è sido un poeta di maestria rara, Bruno Agus, nato sul 1957, ha esordito in 80 mi pare. 70 prima, 71 l'anno, 70 una parita che in su valle. Comunque che un poeta 71 insomma sapremo andiamo su primo battizzo in su valle. 71. Ha conosciuto suo poeta a mano, se potremmo narrare Bernardo Zizzi, Masala. Con isso Ha cantato. Vogliamo conoscere oggi, pure, a Seu e prima. Lo queria perguntare, in famiglia, a livello poetico, hai qualche esempio, un nonno, un babbo che canta io, oppure questa cosa è nata? Uno che danno la connotto, uno che canta io da un frate di mamma. Ma a suo tempo, sempre da me, abbiamo mai che canta io, ne canta io bene pure. Dopo connotto a pizzino minore, scorso che prendo la fortuna di conoscere il gusto. Ben attento che hanno cantato a livello che potevano cantare a livello sarto, poi una cosa s'altra a bordo, su caso della vita che non ha seguito, non ha però, ma tanto la poesia vede in ogni luogo. In Sardegna non vai a bidda quanto non vai a gente che canta io. È vero. Si canta io in tutte le occasioni, la poesia che vedi. E come che siamo in 2023, la poesia come ti si la passa? La poesia si catta in un'era, canto non pare più era sua, canto è un'era di gente, di gioventù più che tutto che non tiene più la pazienza di scrutare e di fare un esame critico puro di ciò che scurta, da comprendere solo il valore puro di queste cose. Questa gara poetica è pazienza, è da comprendere i testi, ma che non si scurta, se non si sezzano a scurtare, questa gara poetica non è andare a ballare, a intendere suono e rumore, se no è una cosa. Una sacralità. Io ho inteso i nostri, io sono seso, se cosa appassionato sono piano 80 chimbanno, chi mi hanno nato, che ormai competenze a paga pure il suo pubblico, è vero? Vero. Ma questo dipende da ciò che ho nato prima, sono iscurtare. Sono iscurtare. E non mi sono più quando so che prima la gente che in una gara si ammenta sa di poi, se una registrazione, se ne nuda, si ammenta un terzo dessa gara. 80 completa, se non mi spursco la gente. Questa non era cambiata, so che ti spiega da me è perché tutto questa gioventù che a porta a me tornare sono con questa specie di idea se questa gara è sposare no, questa gara è un tipo di arte che è sposata a solo giovane a suo tempo di oggi noi senza qualche noi improvvisiamo su che succede in Decombo, su che succede in Dueris invece andare a moderno secondo i cantanti che sono che inventano sempre cantando la stessa cosa questo sono moderno e questo dipende a noi essere in grado di valutare ciò che si narra, non si ferma a ascoltare, non sono più curioso. Questa poesia non chiede questa. La cosa più fea è che la Sardegna sa bene di anima al suo consumismo, al suo materialismo. Che innanzi, come ha detto voi, la sensibilità fu presente in tutto, in Sabida massimamente. E poi su tempo venitore ti potremmo narrare Agus. Tempo venitore siamo in un'era canto parecchi dotto cittadini, ma non fai solo questa poesia, in tutto il campo. Siamo in un'era non è bella, non è sera che noi queremos, non la verità. E bene pago, però se speranza deve essere sempre. Posso fare questa poesia, se speranza è che a noi si serve di una classe politica sarda. E sarda non cherzo narrare sardista, indipendentista, no sarda, gente che intenda
intenda proprio s'arraigare di questa terra sua in tutto e prodotto. Andiamo sarda in Susambe. In Susambe, a ischire queste cose, come è possibile che noi siamo 40 anni, sempre niente ci le queste cose, la poesia improvvisata deve entrare in questa scuola, niente, non lo comprende, questo l'hanno fatto solo bascos in Spagna, accanto la poesia in solo si è morta completamente. Però in cui battendo gente più sensibile a livello amministrativo, che l'hanno fatto entrare in queste scuole, e come se poesia basca anda ad ascoltare migliaia di persone, e tutti giovani, vedono pizzine che cantano, pizzine di 20 anni, di 30 anni. Ma pure in Corsica, penso che sia cosa che non è tenanti, o no? In Corsica non è che questa è poesia, non è una più spago, ma a Sorbasco hanno fatto proprio questa bandiera, questa bandera, Un orgoglio. questo orgoglio nazionalistico che tiene nisso, questa indipendenza e tutto. Noi no, noi siamo una abilità. Noi siamo in una terra che hanno toccato a torre a fare su popolo usato. Per noi ce non manca questo valore di attaccamento a questa cosa nostra. E siamo sempre in kirka da bere le sventane a chi entra da fuori e a chi giocare la nostra. La sventana si porta di essere aperta. Però non deve fare questa cosa che dentro Dio, che poi me la desiderano in tutto il mondo. Abbiamo la verità, la poesia improvvisata a livello di come la teniamo noi, non esiste per un'altra parte del mondo. È in sorbidar basca, ormai è un altro tipo di modo, ma proprio la sacralità della festa, quando la gente queria sagare, che non bevi sagare non si poteva fare festa come prima, questa gente non fine gente a macchina, fine gente legata a questa Sardegna e a questa tradizione nostra. Poi questa gente non bespruscia, va tutte stappare, tutto semplificazione, americanata, fare bidere, vintage, manca questo. Va bene, io ringrazio su mastro Bruno Agus, sono mastro. il casero e Benito, una idda minore ma unita può cantare in poesia. Grazie a chi ci invita. E sono contento che come posso porre questo video in questo archivio della memoria di cosa saga, vi l'ho abbonato a Bruno Agus, in un pentomato sono passato Anton Andrea Cucca, Chiarina Porcheddu, Carina Porco, Peppino Dona Chiarina ti ha cantato pure. E tanto prima di serrare un ammento che io so sul biografo di Carina Porco, l'ho dedicato una pubblicazione. E approfittiamo su una testimonianza. Mi è capitato lei con notte di Chiarina abitata in Donicala Veneto, vicino Ristano. Suo marito, un marito pro giovanissimo, mi lamento che ha vedi quest'uomo. E mi stento su occasione di cantare Paris con Issa e con Saverio Sodde in Barisardo, giovanello, si esprime vestita pizzino. E mi lamento questa femmina, che è una femmina anziana, a me non fi cantante brucio. Oramai. E però, la poca notte. Una femmina forte, fu. È una femmina di animo, è pariata di questa femmina, è già esidia, che sa tempera, Va bene, con questo commento caro serriamo sul video e ancora ringrazio Bruno Agus. Grazie a voi, sì. Arrivederci. Martis chi vide con devozione sempre dentar las as che prenda il raras e a pantaleo un'attenzione a gusta data a vesta preparas e manco morta del sa passione guida e prima ia sprosalgaras dai contento in questo zero di saluto in sa festa e su patrono.